In centro qua ieri era da impazzire, era terribile. Cerchiamo di stare all'ombra, bere molto e aspettare che passi. In macchina con l'aria condizionata si stava caldi, basta, non ho altro da dirle. Nervesa, comune più caldo del Veneto, ieri con 38 gradi e mezzo, e oggi non pare andare granché meglio. Qui come altrove ci si difende come si può, anche se un paio di assi nella manica gli abitanti ce li hanno. Noi abitiamo sul Montello, quindi un po' di fresco c'è. Tira l'aria di sera. L'aria del Piave, quindi si sopravvive. Con un bel spritz liscio, acqua e vino, fresca. Ma è normale che a Nervesa ci sia questo gran caldo, è sempre stato? Sì, sì. Mi piace il gran caldo. Quindi non le dà fastidio? No, assolutamente. Anzi, perché ha sempre fatto tanto caldo così. Ma le alte temperature e soprattutto la loro persistenza da settimane costringono a fare attenzione. Dopo Castelfranco anche il capoluogo Treviso ha registrato un doppio sforamento del livello di guardia dell'ozono. Attenzione quindi a non rimanere troppo all'aperto. Chi esce, anche a Nervesa, ammette di farlo per brevi periodi di tempo. Sto in casa, di solito sono qui per sbaglio, prendo acqua minerale e null'altro, fredda ovviamente. Frutta, Verdura, acqua e zabaione. In casa, d'altro canto, i nemici da affrontare sono due, anche se su schieramenti opposti: il calore da una parte e il costo dell'energia impiegata per rinfrescare dall'altro. Lei utilizza aria condizionata o risparmia? Qualche volta, ma risparmiamo. Usa condizionatore oppure no? Risparmia. Non risparmio, non ho i soldi per comprarlo. Si va a fare il bagno al Piave e ci si rinfresca con quella poca acqua che c'è.